Uberto Di Remigio, presidente della Fondazione Stefan Savrel, si apre una nuova mostra dell'illustrazione per l'infanzia. Che mostra sarà? Sarà una grande mostra con un grande tema che è la natura e le sue visioni. Ci sono 4 sezioni straordinarie che coniugano la speranza, l'infanzia, la scienza e poi anche l'arte. Questa sicuramente è una delle più grandi mostre realizzate dalla Fondazione Stefan Savrel. Ci sono più di 20 artisti che provengono da 14 paesi e 200 opere. Ci sono anche delle novità, perché all'interno della mostra abbiamo anche gli studi del primo libro realizzato da Stefan Savrel, il primo libro illustrato, che è Il pesce magico, che si rifà anche a Klee, ovviamente l'artista Klee. Con questo libro lui ha scelto di essere un artista per l'infanzia e quindi dedicarsi agli albi illustrati. Oltre a questo abbiamo anche un ospite d'onore di importanza internazionale che è stato in Messico, in svariati paesi del mondo a presentare la sua arte e si chiama Jesús Cisneros. Oltre a essere un artista importante è anche uno dei nostri insegnanti della Scuola di Illustrazione Internazionale di Sarmede. Juan Cisneros ha fatto delle pubblicazioni straordinarie, delle copertine meravigliose come quella di Paulo Coelho, dell'Alchimista, poi ha fatto La Tempesta di Shakespeare e ha diversi libri illustrati da presentare ovviamente. Le sue immagini sono straordinarie e c'è addirittura una grande, opera d'arte che può essere giudicata su 4-5 metri di lunghezza, che è Il messaggio dell'imperatore. Il messaggio dell'imperatore è un'opera di Kafka che lui ha illustrato. Presidente, qual è il ruolo dell'illustrazione ai giorni d'oggi? Il ruolo dell'illustrazione oggi è di aiutarci a capire il momento in cui viviamo. In questo momento noi abbiamo delle opere che ci suggeriscono assolutamente, con una profonda poesia, che quello che è utile alla natura è il suo rispetto. E continuare questo lavoro significa effettivamente amare il prossimo, significa crescita dal punto di vista culturale e intellettivo. Presidente, questa mostra è il coronamento di un anno di lavoro, ma sono molti gli appuntamenti durante tutta la sua durata. Ci sono tutti i laboratori per i ragazzi, ci sono poi interventi e laboratori e visite guidate e la mostra ovviamente si protrae fino a metà febbraio. Tutta la settimana è aperta, il sabato e domenica in modo particolare, e pensiamo appunto di poter usare questa mostra anche per presentare queste bellissime immagini che ci sono, insomma. Presidente, è presente all'interno della mostra dell'illustrazione di Sarmede anche una sezione dedicata proprio a Stefan Savrel. Qual è la sua importanza per gli illustratori e per la vostra mostra? Ogni tanto penso sempre a Stefan Savrel, che è stato per me un grandissimo amico e anche un mentore, e penso anche al fatto che tutta la sua proiezione verso l'arte è stata dedicata per l'infanzia, perché secondo lui bisogna cominciare da piccoli a creare il cittadino del futuro. E il fatto che lui si fosse rivolto soprattutto alla natura, e L'ultimo albero ad esempio è un libro favoloso fatto nel 71, oppure Venezia domani, che vede una Venezia sommersa, ha anticipato di quasi 30 anni le tematiche che sono sorte in questo periodo.